Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Un sedicenne di Caltanissetta è stato ricoverato in rianimazione dopo aver sniffato colla. Il minore è arrivato giovedì sera con codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia con difficoltà respiratorie. Viste le condizioni del paziente, è stato disposto il trasferimento nel reparto di rianimazione dell'ospedale Umberto I di Enna. Incidente stradale a Piazza Armerina in provincia di Enna ed esattamente in via Gabriele D'Annunzio vicino alla caserma dei Carabinieri. Secondo i primi accertamenti si sarebbe verificato un violento scontro tra due auto, tanto forte che una delle due sarebbe sbalzata contro un palo a bordo strada. Quel punto in cui si è verificato il sinistro è già tristemente noto in passato perché è stato teatro di ulteriori incidenti. I militari della Guardia di Finanza di Catania hanno eseguito un intervento nel settore della sicurezza prodotti e della conformità della marcatura attestante la qualità degli articoli in esposizione per la vendita al pubblico, sottoponendo a sequestro amministrativo circa 30.000 articoli non conformi, costituiti da giocattoli per bambini come macchine, giochi ad acqua, pupazzetti, bambole, pistole e costruzioni. La sala operativa Soris della Protezione Civile siciliana sta monitorando le criticità sul territorio causate dal maltempo e dalle forti raffiche di vento. Si stanno coordinando decine di interventi dei volontari di Protezione Civile. Avvertiti i disagi per il forte vento ad Acicastello, Agrigento, Palermo e Mineo, con conseguente caduta di numerosi alberi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 14.